4 bunker dello IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, per la radioterapia di ultima generazione. Sorgeranno al lato dell'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto, nell'area del nosocomio. La cessione della superficie è stata siglata tra l'ULSS 2 e lo IOV. Si arricchisce così l'offerta oncologica della sede di Castelfranco dell'Istituto. Lo IOV resta a Padova e non si discute di questo, però è giusto che abbia anche delle antenne importanti, dei presidi importanti come questo, in un territorio molto distante. Tra l'altro un territorio che verrà servito dalla nuova Pedemontana Veneta, è un servizio accessorio che si darà a tutta la popolazione e a tutta la comunità. Lei è stato molto duro con i sindaci che la stavano ascoltando, ha spiegato i vantaggi, quasi insomma criticare le critiche che comunque ci sono. Ma guardi, io capisco l'inquietudine dei cittadini, la capisco fino in fondo, però poi bisogna anche guardare l'operato di una persona, insomma, ogni volta che si mette in mano un ospedale non può esserci un comitato che dice che vogliamo chiudere tutto. L'abbiamo vissuto con Cortina, l'abbiamo vissuto con Castelfranco, l'abbiamo vissuto anche con altri presidi. Anche la semplice manutenzione oggi è un problema, perché c'è qualcuno che va a dire in giro che vogliamo chiudere il reparto. La verità è che noi abbiamo ereditato questa sanità nel 2010 e l'abbiamo portata avanti senza aver chiuso ospedali, anzi riqualificando e investendo molto di più. Lo IAV è un'eccellenza, è un IRCS, un istituto di ricerca, un istituto che è riconosciuto a livello nazionale e internazionale, rimane Padova perché Padova è baricentrico anche per il discorso universitario, si apre con Castelfranco un ramo proprio per dare una risposta ai numeri che lo IOV oggi ha, per dare una risposta alla popolazione. Sappiamo l'ultimo dato che io ho visto della rete oncologica appunto studiata con lo IOV, ci sono ogni anno 30.000 casi di tumore divisi tra donne e uomini. È chiaro che abbiamo bisogno di una rete capillare e lo IOV qui a Castelfranco, quindi la sede di Castelfranco, va in continuità con quelle che sono oggi le richieste e le necessità territoriali. Quindi si risponde ad un'esigenza del territorio? Si risponde a un'esigenza del territorio, ma si risponde anche a una programmazione regionale che è fatta di eccellenze, di centri regionali di alta qualità e specialità, è quello che ci chiedono, e poi una rete territoriale che risponde anche ai bisogni, che possono essere bisogni quelli dell'area medica, internistica, all'invecchiamento della popolazione, ma con i centri regionali di specialità individuati in tutto il territorio veneto. Viene realizzata una nuova radioterapia. Questo perché la Regione vuole potenziare l'offerta di trattamenti radioterapici nel Veneto. Lo IOV già ha 5 acceleratori tra Padova e Schiavonia e quindi è prevista qui la costruzione di 4 bunker che ospiteranno degli acceleratori lineari per i trattamenti oncologici dal punto di vista terapeutico. Questo perché? Perché i protocolli clinici chiedono sempre di più il trattamento radioterapico in oncologia. Ma per il paziente che non è né di Padova né di Castelfranco, il primo approccio allo IOV deve essere agli uffici di Padova, deve essere a Castelfranco o un posto vale l'altro a questo punto? Un posto vale l'altro, è indifferente perché lo IOV ha più sedi e quindi non può rivolgersi indifferentemente in una struttura o in un'altra.